Sono 20 anni che si discute di piscina e non siamo ancora riusciti a concretizzarla. Ha perso anche la sua proverbiale pazienza il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon. L'ha persa per il futuro di questo edificio, di quest'area, ma soprattutto di un servizio ai suoi cittadini. Stiamo parlando della piscina comunale che, come si vede, ha bisogno di una nuova struttura. Fin qua tutti d'accordo. Ma dove? L'ex sindaco e oggi nei banchi dell'opposizione in Consiglio Comunale Maria Gommierato non ha dubbi. Noi diciamo ci sono altre realtà dove si può meglio, per accessibilità e per logistica, creare un impianto natatorio grande così come lo vuole creare la maggioranza, facciamola da un'altra parte. Già perché il progetto, peraltro avanzato, prevede la sostituzione con ampliamento dell'attuale struttura che significherebbe per le opposizioni quantomeno uno stop per oltre un anno dell'attività natatoria in città. Ma sempre secondo Gommierato, oltre ad un complesso sproporzionato che si mangerà parte di questo parco, il vero problema saranno i parcheggi. Il nuovo blocco andrebbe a occupare parte del parco giochi, che è anche parco intitolato ai Marinai d'Italia, e la rimanente parte del parco rischia di diventare parcheggio, pur limitato, ma ancora parcheggio a uso della nuova piscina. Dal canto suo il sindaco tira dritto, convinto che non si può tornare a ricominciare tutto l'iter. Mi sono candidato dicendo che la piscina l'avremmo fatta lì. Noi vediamo in quella location un ambito di rigenerazione urbana che assieme al palazzetto caratterizza da sempre quell'area come area sportiva. Sento critiche sul costo. Già perché ora, con quello che sta capitando, il rischio è che non ci siano più i soldi. Oggi secondo me il tema è reperire le risorse perché l'impianto è ambizioso, ribadisco, valorizza assieme al palazzetto l'area, è prossimo al centro. Il tema dei parcheggi per esempio che si pone, chi studia ci dice che chi va in piscina sta un'ora al massimo, quindi c'è una turnazione dei parcheggi e la rigenerazione urbana che possa prevedere magari un parco pubblico prossimo al Muson è confortato da alcuni studi di professionisti che ancora convincono il sottoscritto che lì sia il posto migliore.